ho visto che era una cosa incredibile, che non era possibile che rimanesse nelle stanze e della clinica dove io ero andata a farlo, e che tutte le donne non fossero, e tante donne non fossero a conoscenza di questo. Questa è la storia di un diritto negato, il diritto a usufruire del metodo più naturale per recuperare la propria identità di donna dopo la terribile esperienza del tumore al seno e dopo la sua ricostruzione. Una pratica oggi affidata soprattutto alle protesi in silicone, intervento che rientra nel percorso sanitario successivo alla mastectomia e realizzato direttamente in sala operatoria. Certo, una soluzione che resta importante per le donne, ma non l'unica e non la migliore dal punto di vista naturale ed estetico, quindi psicologico. Perché c'è un'altra tecnica, ormai riconosciuta a livello internazionale, una tecnica nata dall'intuizione di un luminare veneto, ma ancora poco conosciuta, quasi osteggiata e non inserita nel percorso post-intervento dal Sistema Sanitario Nazionale. La friulana Daniela Lizzi ha fondato l'associazione AIRIA proprio per informare il maggior numero di donne di questa innovazione che scoprì quasi per caso nel 2011 dopo il suo tumore. Usare non un corpo estraneo, ma il grasso della paziente stessa, che dopo una liposuzione non invasiva viene iniettato a più riprese nell'area della mammella rimossa. Questa è la soluzione del professor Gino Rigotti, chirurgo veronese, che iniziò la sperimentazione più di 20 anni fa, con risultati oggetto ora di autorevoli riviste scientifiche, tanto da ottenere nel 2015 a Boston il prestigioso premio Jacques Malignac, tra i più importanti nella chirurgia plastica. Questa tecnica ha questa grandiosità del riportare il seno alla sua naturale originalità, una definitività che le protesi a silicone o anche le nuove protesi non possono dare, nel senso che comunque, e non tutti sanno, ma non tutti dicono, eccetera, le protesi comunque hanno una vita, hanno una scadenza. Seno simmetrico, naturale, non in scadenza, eppure per molti pazienti resta un sistema sconsigliato. Spesso gli viene detto che è un percorso molto lungo, faticoso, con tante Vengono operazioni. scoraggiate, ci sta dicendo questo? Assolutamente, posso dire dopo 10 anni e più, 11 anni dalla mia operazione, che io la ricostruzione che ho fatto è ancora lì, è identica a 8 anni fa quando l'ho finita. Non è una guerra alle protesi, precisa Daniela Lizzi, ma l'obiettivo di Airia è fare in modo che le donne abbiano la possibilità di scegliere e la tecnica diventi una prassi nel sistema sanitario nazionale. Il dottor Rigotti è riuscito in qualche modo a trovare un codice per poterlo includere, ma non è incluso in un percorso suo, cioè in un percorso, nel percorso di ricostruzione mammaria dopo l'operazione. Cosa manca? Cosa manca? Non devo essere io a dirlo, ma probabilmente questa tecnica trova degli ostacoli di natura diversa da quella sanitaria e di quella di Il rischio è che salvaguardia ci siano degli interessi, giusto, anche dietro le protesi. probabilmente.